Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napoles. Allora, questa sera chi ha giocato le partite e ha giocato tutti over sulle nazionali sarà ovviamente incazzato per la partita Slovenia-Polonia, la partita che io ho visto, finita per 2-0. Tutte le altre partite sono finite con l'over 2,5, questa partita qui con l'over 1,5. La Polonia che perde per 2-0, ma soprattutto la fase offensiva non riesce a fare un gol e la fase difensiva della Polonia veramente da rivedere sul gol di Struna che arriva alla metà del primo tempo. Ma poi raddoppia la stessa Slovenia nel secondo tempo, sempre alla mezz'ora del secondo tempo, con un gran gol di Sporer, veramente un grande diagonale che la butta all'angolino del portiere, dove il portiere Fabischi non può arrivare. Vittoria meritata quella della Slovenia, che per tutta la partita ha messo alle corde la difesa della Polonia l'unico che riesca a salvare secondo me, non perché sia del Napoli, ma è Zielinski, perché Zielinski diciamo ha dato un po' di profondità, anche Grosicki qualcosina ha fatto, però quando aveva Zielinski il pallone dava l'impressione di creare pericoli per la Slovenia, ma cioè, si è acceso un paio di volte, abbiamo visto quando aveva palla, ha saltato un paio di volte dei giocatori, però nulla di che, una Polonia che, cioè, non mi aspettavo una Polonia del genere, l'attacco Piotek Lewandowski, poca roba questa sera, veramente annientato dalla difesa della Slovenia, cioè Struna e Mebiak, veramente una grande partita difensiva per i due centrali della Slovenia, Oblak uguale per il portiere, diciamo la squadra slovena che ha in squadra due italiani come Ilicic che gioca all'Atalanta e Kurtic che gioca alla SPAL, con un ex Screen che giocava sia all'Inter e poi ha giocato al Bologna. Insomma, la Slovenia che ha fatto una grande partita, ha meritato questa vittoria, ha gestito bene palla. Quando attaccavano gli esterni, cioè quando attaccava l'esterno Ilicic con il centrocampista centrale Kurtic, davano enorme difficoltà alla difesa della Polonia. Hanno sempre messo in difficoltà la Polonia, questi due in velocità. Ilicic penso sia stato il migliore della Slovenia, mentre della Polonia penso cioè difficilmente da trovare uno migliore, però come ho detto quando Zielinski aveva palla dava l'impressione di creare qualcosa, anche su un cross in area dove ha saltato mezza squadra, tre centrocampisti della Slovenia. Poi è stata fortunata, diciamo, un po' di bravura da parte del centrale della Slovenia ad evitare il passaggio per l'attaccante. Insomma, la Slovenia che ha avuto anche qualche occasione in più, però non è stata una partita con tantissime occasioni da gol, ma è stata una partita più combattuta a centrocampo, oppure dove le difese hanno tenuto bene i propri attacchi delle proprie squadre. Però alla meglio l'ha avuta la Slovenia, alla lunga la vittoria, perché comunque l'attacco della Slovenia è riuscito a sfondare, mentre quello della Polonia ha fatto fatica, nonostante avesse due attaccanti come Piotek e Lewandowski. Piotek che non solo ha difficoltà a fare gol con il Milan, ma l'abbiamo visto anche questa sera le difficoltà che ha avuto a far gol e quando magari i difensori gli stanno addosso, non riesce a muoversi e a fare la sua giocata quando magari prima la faceva anche con il Napoli, ricordiamo in Coppa Italia quando si è girato in mezzo a due e ha fatto un gran gol. Vedo un po' di difficoltà Krzysztof Piotek, che questa sera ha dimostrato di essere ancora in difficoltà, non in condizione di far gol. Lewandowski anche lui mi è sembrato in difficoltà in questa partita, molte delle volte si è allungato di molto il pallone, non è riuscito a tirare in porta, cioè brava la difesa, do meriti comunque alla difesa della Slovenia, dei meriti agli attaccanti della Polonia che potevano fare di più secondo me, Grosicki e Zielinski, i due centrocampisti esterni della Polonia, forse hanno fatto qualcosina in più rispetto agli attaccanti. Questo volevo dire, ragazzi, sto anche un po' male, sono influenzato per questo, cioè faccio un video un po' così, spero che mi capiate. Niente, la vittoria ha meritato la Slovenia, fatemi sapere voi se l'ha meritata questa Slovenia la vittoria, oppure secondo voi la Polonia meritava qualcosina in più, secondo me no. Chi ha giocato ovviamente il pari, il pari, no? Chi ha giocato l'over fra Slovenia e Polonia
ha perso la schedina solo per questo, mi dispiace perché veramente c'è la difesa della Polonia è scandalosa, l'attacco è da rivedere perché almeno un gol te l'aspettavi, e niente, sti polacchi secondo me sono buoni solo a bere la vodka, da bere e basta. Niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napolès!